Bene, eccoci insieme anche oggi. L'ospite è Agostino Bonomo, il presidente di Confartigianato Veneto. Insomma, Confartigianato ha messo sotto la lente della propria attenzione la burocrazia e il fisco. Questo è un periodo, tra virgolette, drammatico. Insomma, per qualsiasi imprenditore e libero professionista, è il periodo dell'anticipo IVA. Voglio dire, belle salassate, in ogni caso, di contributi per lo Stato a fronte di presunti guadagni che si dovrebbero avere nel futuro, ma presunti, quindi insomma oggi uno si trova a dover anticipare delle imposte rispetto a futuri redditi. Detto ciò, voi ponete l'attenzione anche su altre cose, vale a dire nel momento in cui uno anticipa l'IVA e poi può darsi anche che quell'IVA sia eccessiva rispetto magari al guadagno che uno realmente ottiene, si va a credito rispetto allo Stato. Dopodiché, per poter riscuotere questo credito ci vuole un ulteriore timbro ovviamente oneroso. Ho semplificato? Sì, lei ha semplificato, però non è solo questo. Questo è il momento in cui al governo si sta discutendo e nel Parlamento e al Senato si sta discutendo della legge di stabilità, che è la vecchia legge finanziaria. Bene, rispetto a questa discussione, rispetto a tutto ciò che si sta mettendo in campo, noi abbiamo calcolato che ci sarà un aumento per il contribuente, per le imprese venete, di 107 milioni di euro, che sono una enormità, 107 milioni di euro. E sono di tasse? Di tasse, non solo di tasse. Questo è l'aggregato fra il costo delle imposizioni ulteriori che ci saranno e il costo della burocrazia che serve per calcolarle le tasse, perché il nostro slogan di questa protesta che stiamo facendo in maniera molto civile ma penso efficace è proprio questo, cioè il fisco è diventato una roba da matti perché è diventata una roba da matti da impazzire anche calcolare quante tasse dobbiamo pagare. Ormai credo che sia insostenibile, c'è una stratificazione burocratica di pratiche su pratiche che non ci possiamo più permettere, non so come dirlo, non ce ne sono più di soldi per poter pagare queste sciocchezze, perché sono sciocchezze che vengono messe in campo. Però ricordo insomma, che non è la prima volta che voi sottolineate questo problema, sono anni insomma, che il mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa in genere segnala il problema della burocrazia. Poi fortunatamente però si continua ad andare avanti. Siamo arrivati in fondo al barile stavolta. Ma si continua ad andare avanti per forza, voglio dire, noi siamo un soggetto sociale su questo territorio, siamo un popolo di imprese che tutte le mattine alzano la serranda e si mettono in gioco, che concorrono sul mercato, che il mercato non è più solo quello nazionale ma quello internazionale, abbiamo degli indici di export che sono invidiabili per altri territori italiani ma anche europei. E siamo inseriti in una macchina rispetto al quale è obbligatorio andare avanti nonostante tutto. Però avere uno Stato che rompe il rapporto di fiducia fra Stato e cittadino e che a prescindere decide che il cittadino, l'imprenditore è un evasore, questo non ci va più bene, non ci è mai andato bene, ma vediamo che non c'è una controtendenza rispetto a questo sentiment che chi ci governa ha nei nostri confronti e lo stiamo denunciando da anni e oggi stiamo facendo delle azioni forse un po' più incisive rispetto a questa situazione. Ma qual è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già pieno? Beh, vede, all'interno di questa legge di stabilità ci sono dei provvedimenti che veramente gridano vendetta al cospetto di Dio. Allora, noi chiediamo da anni che ci sia nei confronti delle imprese che hanno dei crediti nei confronti dello Stato e poi magari sono fornitori dello Stato, che ci sia una compensazione fra debiti e crediti, fra i debiti che il cittadino ha con lo Stato e che lo Stato ha nei confronti del cittadino e delle imprese. Bene, allora questo l'abbiamo ottenuto qualche anno fa come risultato, 2 anni fa, e oggi cos'è che si dice? Bisogna che ci sia un'asseverazione da parte di un professionista rispetto a quanto tu oggi ci stai chiedendo in compensazione. Allora, se abbiamo già fatto la denuncia di redditi, la denuncia dell'IVA, da questo deriva che c'è un credito d'imposta, o abbiamo sbagliato tutto nella denuncia delle tasse, nelle denunce IVA, o tu non ti fidi di noi. Allora, se viene meno il rapporto di fiducia che deve essere alla base del rapporto fra cittadino e chi ci governa, beh, credo che questo ci faccia pensare e che sia una situazione che non possiamo accettare. Ha detto che state facendo delle iniziative incisive, in realtà incontrate i prefetti.
L'azione incisiva è che intanto abbiamo cercato di smuovere l'opinione anche pubblica su questa situazione, proprio perché magari con questo atteggiamento dello Stato non è solo lo Stato che pensa che gli imprenditori siano degli evasori e siano a prescindere delle persone che si comportano male sul mercato. E allora la direzione è doppia, sia nei confronti della società civile, che deve riconoscere l'impresa come un grande soggetto sociale sul territorio che occupa e che crea benessere e che fa progredire tutto un territorio, e dall'altra nei confronti dello Stato che ci tenga in considerazione per quello che siamo. Abbiamo coniato anche un momento così di informazione con anche un simbolo che è quello della camicia di forza. Su questa camicia di forza è stato coniato uno slogan che è "Fisco, roba da matti", che ha a che fare con quello che ho detto prima, e la camicia di forza sta a simboleggiare che se agli imprenditori si vanno a legare le braccia, come si fa con la camicia di forza, dietro alla schiena, e non possono più lavorare, sicuramente ci saranno dei danni ulteriori per tutta la nazione. Abbiamo scritto un documento rispetto al quale andiamo a denunciare tutte queste cose di cui ho parlato prima, ma anche tante altre, e lo abbiamo consegnato ai prefetti. Anzi, qui va un ringraziamento ai 7 prefetti delle province venete, che fra lunedì e martedì ci hanno incontrato tutti, 7 presidenti provinciali che sono andati con le loro giunte e con un po' di colleghi dirigenti dai prefetti, appunto, hanno consegnato sia la camicia di forza sia il documento. I prefetti ci hanno tutti accolti volentieri, hanno avuto in consegna il documento e adesso ci hanno assicurato che si faranno carico di mandarlo a chi di dovere, ossia al Presidente del Consiglio. Voi ipotizzate anche una ulteriore civile protesta, che è quella di posticipare alcuni pagamenti. Sì, noi abbiamo analizzato diverse possibilità di protesta, abbiamo deciso che il popolo degli imprenditori è difficile portarlo in piazza, proprio per quello che dicevamo prima, si va avanti nonostante tutto ed è difficile tirarli fuori dalle loro imprese e portarli o a Roma o su una qualsiasi piazza a fare una manifestazione. Perché con un po' di ironia c'è da lavorare per pagare le tasse. Perché c'è da lavorare per pagare le tasse. È successo in qualche occasione, e direi che nella storia di Confartigianato sta roba è successa solo 2 o 3 volte, in quelle 2 o 3 volte abbiamo avuto anche abbastanza successo, però abbiamo pensato di fare una protesta istituzionale fatta anche con un certo stile, per cui riconoscendo l'istituzione abbiamo detto che viene meno il rapporto di fiducia fra cittadino e istituzioni e Stato e chi ci rappresenta, e questo lo abbiamo voluto denunciare ai prefetti come massima autorità del governo, chi rappresenta il governo sui territori, e credo che questa sia stata un'azione civile che non ha comportato nessun tipo di spesa ulteriore, perché sappiamo anche che le manifestazioni di piazza vanno poi a mettere in moto anche tutta una macchina per la sicurezza, per cui forze dell'ordine si disturbano i cittadini con blocchi di traffico piuttosto che con altre interruzioni di pubblici servizi. Questo non lo vogliamo fare, ma fare una sana protesta istituzionale nei confronti di chi ci rappresenta a Roma credo sia la strada giusta. Con una giusta comunicazione, abbiamo visto che la stampa ci ha anche dato non solo la stampa, la carta stampata, ma anche le emittenti televisivi, tutto il sistema di comunicazione ci hanno dato ampia visibilità su questa iniziativa, e speriamo che possa avere un esito positivo su chi sta oggi decidendo sulla legge di stabilità. Ecco, io credo che talvolta la vostra protesta sia un po' troppo civile, voglio dire, non voglio essere mal interpretato, ma ci vorrebbe un po' più di indignazione, perché metto insieme 2 cose. Oggi il vento oggettivamente è cambiato, ma la piccola e media impresa e quindi anche l'artigianato è uno degli assi portanti dell'economia del paese. Per anni siete stati identificati come gli evasori principe, dopodiché si scoprono prima i Panama, ora i Paradise Papers, nel senso che insomma l'evasione è ben altro. Siamo ormai in rampa di partenza per la nuova campagna elettorale e lo slogan comune è lotta all'evasione fiscale. Dopodiché, se ripensiamo agli anni scorsi, coloro che dovevano tagliare la spesa pubblica si sono dimessi tutti e la spesa pubblica continua a aumentare. Insomma, forse bisognerebbe mostrare un po' di più i muscoli.
in termini ovviamente di immagine. Beh, mostrare i muscoli noi lo facciamo con un'azione di lobby che Confartigianato Nazionale ogni giorno fa, frequentando il transatlantico piuttosto che i parlamentari, con un'azione anche molto organizzata sui vari territori, ossia c'è un'azione di lobbying che viene fatta a Roma e poi con un interessamento di ogni territoriale rispetto ai propri parlamentari di ogni territorio. Questa è una macchina anche organizzativa assolutamente importante che ogni giorno si mette in campo e che fa tutte le proteste, non solo le proteste ma anche le proposte. Noi viviamo in uno Stato dove il debito pubblico ormai ha raggiunto dei limiti che, voglio dire, sono quasi impronunciabili, illeggibili rispetto ai numeri di zeri che ha. E non si riesce a fermare. E non si riesce a fermare. Allora, lei prima ha individuato veramente quello che è il tema. E noi siamo nelle condizioni di una famiglia a cui gli arriva la bolletta dell'acqua, che magari era di 150-200 euro, e comincia ogni anno dopo anno ad aumentare dai 100 ai 150 euro a 2-3 mila euro. Beh, la prima cosa che fa un buon padre di famiglia è quello di chiamare l'idraulico e andare a vedere dov'è il buco, dove va fuori quest'acqua, no? Bene, io credo che qui abbiamo un pozzo senza fine con una perdita enorme, non abbiamo ancora chiamato l'idraulico. E bisogna veramente chiamare un idraulico che vada a vedere dove vanno a finire queste enormità di soldi. Per cui, anziché aumentare le tasse, veramente andiamo a vedere dove ci sono da fare dei tagli, andiamo a vedere come si può fare per rientrare da un debito pubblico, come si può fare per ritornare a una serenità e a un rapporto fra cittadino e chi ci governa che sia sano e che sia basato sulla reciproca fiducia. Grazie. Lei è molto gentile. Agostino Bonomo, presidente del Confartigianato Veneto, perché in realtà secondo me l'idraulico, o anzi gli idraulici li avevamo chiamati, ma siccome non ci piacevano li abbiamo licenziati. Grazie, buon lavoro, alla prossima. Grazie a lei, buona giornata e buongiorno a tutti. A tutti, buona giornata.